ci sono sempre difficoltà quando si tratta di ambiente romano a cercare di portare risorse sui territori e soprattutto in quelli del nord. Questa è l'amara considerazione dell'onorevole Coin sul caso rimborsi per i danni dal maltempo dell'anno scorso. Ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato di assegnare al Nord-Est 100 milioni di euro a fronte degli oltre 2.200 miliardi di danni quantificati da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Peggio sta andando per gli agricoltori che al momento non hanno ricevuto ancora nulla a fronte di una perdita dell'80% di raccolto. Il problema è dell'Agricat, che è un organismo a livello nazionale che effettivamente non sta dando esito positivo alle domande non solo del Veneto per la verità, ma buona parte del nord Italia. Mi sono già adoperato in sede di Ismea, ho chiesto la convocazione di un consiglio straordinario che sarà il 3 settembre, quindi a breve, e proprio per chiedere le motivazioni per le quali c'è stato questo non risposta o diniego. Questo sottolinea l'onorevole Coin nonostante i cospicui trasferimenti del Nord allo Stato. Quando si parla che la legge sull'autonomia sarà quella che spaccherà il Paese, in verità sarà il referendum che spaccherà il Paese perché polarizzerà le posizioni. Però noi ci dimentichiamo quello che siamo. Noi siamo una regione che in 25 anni, dal 96 al 2021, ha prodotto un residuo fiscale di circa 470 miliardi, cioè soldi che sono andati a Roma di tasse dei veneti e che non sono mai tornate indietro. La Lombardia quasi 1400 addirittura, cioè due regioni che in 25 anni hanno creato un surplus che non è stato utilizzato dai territori ma che è andato per forme di sussidiarietà a livello centrale per quasi 1800 miliardi che sono 2/3 del debito pubblico.